La pace sia con voi. Nel 38° anniversario del gravissimo, tragico episodio che ha segnato la storia della nostra città, direi anche la storia della Sardegna. Purtroppo una lezione che non abbiamo ancora imparato a sufficienza. L'episodio, la triste vicenda di questi ultimi giorni ancora ce lo dimostra. Abbiamo ancora molta strada da fare. Siamo qui però per ricordare coloro che hanno perso la vita, coloro che da questo episodio sono rimasti fortemente nel fisico segnati. È una ferita che non si immagina. A tutti voi, autorità, sindaco, signor prefetto, assessori regionali presenti, autorità civili militari, le personalità del territorio. Ecco, a tutti voi il mio saluto. Giornata della memoria collettiva, della comunità in tutte le sue componenti, che sente il dovere di ricordare. E il ricordo è sempre noi, è sempre l'insegnamento che è presente e per il futuro abbiamo questo. Mario Visu, di Luigi Mais, di Silvestro Brancone, di Tonino Brancone, di Claudio Migani, Salvatore Paga, Nino Fisicano, ma ricordiamo anche Valerio Bisson, che sopravvisse, anche se fermato per l'episodio, è morto nel 2015. Ma ricordiamo anche coloro che sono rimasti, che portano nel loro corpo, oltre che nella loro anima, gli esiti nefasti di quell'episodio. Francesco Scordatà, Antonella Forteleone, Mario Marchesi, Gianni Manza e Giuseppe Studio. Affidiamo la nostra preghiera al Signore per questi nostri fratelli defunti, coloro che ancora sono in mezzo a noi, li affidiamo davvero al Signore, ma soprattutto chiediamo al Signore intelligenza e sapienza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di vano e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Quando Mosè scese dal Monte Sinai, le due tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte.
Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore. Ma Aronne e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò e Aronne, con tutti i capi della comunità, tornò da lui. Mosè parlò a loro. Si avvicinarono dopo di loro tutti gli israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso. Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo fin quando non fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli israeliti, guardando in faccia a Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando non fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore. Parola di Dio. Preghiamo. Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, Egli è santo. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva. Tu sei santo, parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. Tu sei santo, nostro Dio. Signore, nostro Dio, tu li esauditi. Egli per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Esaltate il Signore, nostro Dio. Prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché è santo il Signore, nostro Dio. Tu sei santo, Signore, nostro Dio.
Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costruirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la dolciaria del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la sua risurrezione nella festa della gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia
venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i vostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sapete di partecipare alla promessa, ma si soltanto la parola di Gesù. Rivolgo il mio saluto e quello di tutta l'amministrazione della città di Tegrio Pausania alle autorità presenti, al prefetto, dottoressa Maria Luisa D'Alessandro, rappresentante del governo, alle autorità regionali, civili e militari e alle autorità locali, ai sindaci presenti. Sono presenti il presidente dell'ANCI Emiliano Deiana, il sindaco di Calangianus Fabio Alberbieri, Nicola Muzzo, sindaco di Agius, il sindaco di Padro Antonello Idini, il sindaco di Vidalba Giovanni Andrea Oggiana,
sindaco di Trinità, il vice sindaco di Trinità Sebastiano Addis, il sindaco di Berchita. Quindi grazie per la vostra presenza. Ringrazio in particolare l'onorevole Andrea Biancadetto, che rappresenta il Presidente della Regione, e l'assessore Quirico Sanna per la loro presenza. Consentitemi un pensiero, soprattutto, prima di tutti, ai familiari, alle famiglie delle vittime e ai superstiti del tragico evento che oggi commemoriamo, e anche quindi il saluto e il ringraziamento a tutti i presenti. Ringrazio la struttura del Comune che ha reso possibile la realizzazione e l'organizzazione di questo evento, quindi la segretaria, la dottoressa Giovanna Maria Piga, il dirigente del settore affari istituzionali, la dottoressa Piera Soggiu, e il funzionario degli affari istituzionali, la dottoressa Giovanna Gatto. Grazie per il vostro impegno. Un saluto particolare a Sua Eccellenza Monsignor Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di Tempio Ampurias, che ha officiato il rito religioso e che ringrazio per le intense e profonde riflessioni della sua omelia, ai parroci e ai viceparroci concelebranti, Don Giorgio Diana, Don Francesco Mocci e Don Cesare Nicolai, e al Coro Gabriel, che ha animato la Santa Messa e che ha reso ancora più toccante questa cerimonia. Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Guardie Etiche Zofi, la Banda Musicale Città di Tempio, le associazioni cittadine, i Lions, i Rotary e tutte le autorità, come dicevo prima, civili e militari, in particolare il rappresentante della Brigata Sassari, il colonnello Luciano. Grazie per la sua presenza. Oggi ricordiamo il 38° anniversario di una delle vicende più drammatiche della storia degli incendi in Sardegna. Il devastante rogo nel quale il 28 luglio del 1983 nella collina di Curraggia morirono 9 persone. Il più grande aveva 50 anni, il più giovane appena 24 e molte altre rimasero gravemente ferite. Una tragedia che lasciò un segno profondo e indelebile in tutti coloro che vissero da vicino quella drammatica giornata, nelle famiglie dei caduti e dei feriti e nella memoria collettiva. Al ricordo di quel terribile evento, il 28 luglio, infatti, è stato scelto come ricorrenza per celebrare la giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna e la giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi. Se ancora oggi siamo qui ancora una volta, dunque, a distanza di quasi 40 anni da quel tragico 28 luglio dell'83, è perché, come ogni anno in questo giorno, sentiamo il dovere di ripercorrere i passi di chi ha lasciato i propri cari per andare a combattere su questa collina, diventata tristemente familiare anche fuori dalla nostra terra, l'avanzata del fuoco che minacciava la città per difendere le proprie famiglie e le proprie case. È nostro dovere ricordare, è un debito morale verso gli eroi di Curraglia, insigniti della medaglia d'oro al valor civile, dei militari e degli operai del corpo forestale, degli impiegati comunali e dei semplici volontari, figli generosi della nostra comunità. È un dovere che non possiamo disattendere a ricordare il sacrificio di coloro che non ci sono più e di coloro che sono ancora in vita e che portano addosso i segni indelebili di quella giornata che ha sconvolto per sempre le loro vite e quelle dei loro familiari, a cui sono stati strappati irrimediabilmente dalla cattiveria umana. Le 9 vittime del rogo, che ricordo ancora una volta: Diego Fagli, Nuccio Fara, Mario Ghiso, Gigi Maisto, Silvestro Manconi, Tonino Manconi, Claudio Migari, Salvatore Para e poi Nino Visicale e Vanni Bisson, che ci hanno lasciato qualche anno dopo, i feriti superstiti Francesco Antonio Azzara, Antonello Forteleone, Mario Marchesi, Gianni Mazza e Giuseppe Soggio. Perché ricordare esprime un dovere di civiltà, è un sentimento civile, energico e impegnativo, è una condizione per un futuro migliore. La profonda commozione con la quale, ritrovandoci qui insieme ogni anno, riviviamo quella tragedia e ricordiamo
rivediamo quelle terribili immagini che vorremmo non aver mai visto, condividiamo il dolore di un lutto privato e al contempo collettivo, che anche con il tempo fatica a sbiadire. Non può però rimanere fino a se stessa. Questo rito della memoria, nell'anniversario che commemora il sacrificio dei nostri cari, è anche un monito che non possiamo ignorare, perché, come purtroppo dimostrano le terribili notizie di queste ore e di questi giorni, simili eventi possono ancora succedere e stanno succedendo. Assistiamo sgomenti a quanto sta accadendo in questi giorni nella provincia di Oristano e ci sentiamo profondamente vicini a queste comunità e alle popolazioni del Montiferru, colpite in questi giorni dalla insensatezza di una follia piromane e malvagia che, pur non avendo fortunatamente provocato perdite di vite umane, continua a causare terribili ed irreparabili devastazioni. Il sacrificio dei nostri cari è l'eredità più preziosa che potessimo ricevere e come tale va onorata e difesa. Loro sono stati e sono ancora oggi modelli e esempi ai quali dobbiamo guardare con riconoscenza. Il sentimento della comunità, del dovere in difesa del bene collettivo, la necessità etica delle loro azioni deve diventare occasione di riflessione profonda, sentita e partecipata. Deve diventare seme di consapevolezza, insegnarci il coraggio, la determinazione, il rispetto per i nostri simili, l'amore per l'ambiente e per la natura che purtroppo ancora oggi viene quotidianamente violentato. È una battaglia di civiltà quella che attende le nuove generazioni, che è indispensabile riuscire a vincere anche in nome del sacrificio dei nostri concittadini, combattendo non con le armi della violenza, ma lasciando germogliare dentro ciascuno di noi stessi il senso civico di identità e di appartenenza. Solo così questo triste anniversario potrà diventare una vera occasione di riscatto per noi e di formazione delle coscienze per i nostri giovani. Desidero ringraziare tutti voi che siete intervenuti qui stasera, ma in modo particolare vorrei ringraziare per essere qui con noi il prefetto, perché oggi per la prima volta dopo tanti anni sentiamo vicina la presenza delle istituzioni nazionali e del governo. Troppo a lungo ci siamo sentiti soli a combattere contro i fantasmi di questa tragedia, a combattere ora come allora senza armi efficaci il ripetersi di simili luttuosi eventi. Abbiamo necessità di ricevere nella cura e prevenzione del bene comune, nelle creazione di strumenti legislativi efficaci per evitare che simili ed altre tragedie possano ancora accadere per costruire un mondo migliore. Alle famiglie delle vittime e ai superstiti vada il nostro affettuoso, riconoscente e sincero abbraccio e quello dell'intera comunità di Tempio che stamattina, in riunione di Consiglio Comunale, ha espresso ancora una volta il senso di vicinanza, di appartenenza e la condivisione per il dolore e per i lutti che hanno subito. E per questo voglio ringraziare non solo la Giunta Comunale, ma anche tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza che vedo presenti anche a questa cerimonia religiosa. Per cui con questi sentimenti rinnovo veramente a tutti i familiari delle vittime e ai superstiti di quel ruolo il mio più vivo e sentito ringraziamento a nome della città che ho l'onore di rappresentare. Grazie. Invito il signor Prefetto, Sua Eccellenza, Dottoressa Maria. Buonasera a tutti, un momento di dolore. Io saluto Sua Eccellenza, il Vescovo, il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale. Saluto l'assessore Sanna e Andrea Greco, tutti i sindaci presenti, le autorità civili e militari. E così noi ci ritroviamo ogni anno, le condizioni possono variare. Io è la prima volta che sono qui, ma ovviamente ho vissuto questa tragedia tutti gli anni perché da 30 anni io vengo in Sardegna, quindi seppure da qualche centinaia di chilometri è sicuramente una tragedia emblematica di quello che è la piaga di questa bellissima terra. E
come riferimento appunto le parole del Papa, o sentinella del mondo, per chi ha una visione meno, diciamo, più umana, per così dire, più terrena, però tutti sentinelle di quella che è tanto questa bellissima terra di Sardegna, questa bellissima e troppo spesso martoriata. Noi qui ricordiamo anche il sacrificio umano di 9 persone che sono morte per tentare di difendere la città. Diceva il sindaco, era ormai fuori alle porte, stava entrando in città, queste persone sono trovate giovanissime, perché un anziano di 50 anni significa persone giovanissime morte per difendere. Ora, bisogna che tutti facciano, ognuno di noi come istituzioni, ma ogni cittadino, ogni ragazzo, ogni giovane sia sentinella in ogni momento, non solo di quello che può accadere vedendo un filo di fumo che così che per caso si accende, ma secondo me dobbiamo essere anche sentinelle del dolore degli altri, perché se un piromane, se una persona disperata, quindi persone sempre in grande sofferenza, commettono degli atti che portano a un pericolo così grande per le nostre comunità, forse c'è il momento della riflessione, c'è il momento, ma c'è anche il momento dell'accoglienza, di capire che quelle persone stanno soffrendo prima che si arrivi a un atto così grave. E quindi guardare semplicemente ognuno di noi, tutti quelli che si hanno intorno, e stare vicini e percepire, cercare di anticipare col buon senso, con la buona volontà, con l'amore, come dice Sua Eccellenza l'Arcivescovo Sanguinetti. Comunque io chiedo una cosa ai superstiti e anche ai familiari delle vittime che hanno vissuto con il loro sangue, con il versamento del loro sangue questa situazione. Forse dovremmo incontrare insieme, magari in prefettura, dico in prefettura perché chiaramente è il luogo dove io lavoro, i giovani, e raccontare direttamente le esperienze che si sono vissute nel perdere un figlio di 24 anni, un fratello, un marito, oppure che sono vissute non respirando più i superstiti che hanno provato sulla loro pelle tutta questa tragedia, forse anche l'emozione di chi l'ha vissuta e non l'ha sentita solo raccontare o guardare la televisione potrebbe anche fare la differenza. Io vi auguro ogni bene e spero di rivedervi tutti presto. Buonasera a tutti, Monsignor Sanguinetti, Eccellenza, tanto la ringrazio. Questa è la casa di tutti, ma casa sua l'ha messa a disposizione come sempre per questa bella giornata. Io innanzitutto devo portare il saluto del Presidente della Regione, il Solinas, che è impegnato nei lavori dell'Aula, che vi saluta. Quindi c'è la Regione presente, c'è il Consiglio regionale, quindi ha autorizzato tramite il Presidente del Paese a salutarvi, perché l'anno scorso era qua presente, ma quest'anno come l'assessore Sala sa, l'assessore che ringrazio, che mi ha dato la parola dei reguagli mantenuta, e non è una virtù comune, effettivamente non mantenere la parola. Naturalmente saluto il prefetto che ci lavora in presenza, il sindaco e tutti voi che ogni anno venite in questa occasione, che vedete non è una parata, non è una cerimonia semplice, ma è un doveroso riconoscimento verso chi ha dato la vita per salvare qualcosa che appartiene a tutti, il bene comune, l'eroismo, il sacrificio. Questa giornata deve essere questo, non come dicono alcuni, cosa serve dopo 38 anni ricordare ancora. Serve come esempio. Intanto saluto i familiari delle vittime, che vedo ogni anno, saluto i superstiti. Quel sacrificio non è stato vano, perché lo stesso Consiglio regionale nel 2011 ha approvato una legge e questa giornata è diventata la giornata in memoria di tutte le vittime degli incendi, di
tutta la Sardegna, ma è anche la giornata europea per la lotta agli incendi. E vedete, questa legge, che abbiamo avuto difficoltà ad applicarla, l'anno scorso con Virgo c'era l'assessore Lauris, l'assessore all'ambiente, che come sapete anche oggi è impegnato perché gli incendi non mancano mai. Avevamo deciso di dare applicazione a questa legge, perché questa legge ha una parte commemorativa, cioè che commemora le nostre vittime, i nostri eroi, una parte di riconoscenza, che è la riconoscenza che la Regione, il popolo sardo ha verso tutte le forze dell'ordine, tutti indistintamente, volontari e non, foresta, corpo forestale, carabinieri, guardia di finanza, ci siete tutti, vigili del fuoco, perché questa gente ogni anno, sempre, ogni giorno, lavora per noi, per tenerci indegni, per tutelarci. E quindi questa legge che io vi volevo ringraziare pubblicamente, ma non solo per quello che fate, per quello che avete fatto per il Covid, non ci dimentichiamo i sindaci, il prefetto ancora, tutto quello che abbiamo passato, e siamo stati uniti, siamo stati bravi, e mi sia consentito sempre queste frasi, forse di troppo, ma visto che ci siamo, i nostri eroi si sarebbero vaccinati, non avrebbero avuto paura del vaccino, come purtroppo ancora qualcuno ha. Quindi ne approfitto, stiamo uscendo da questa pandemia, ma dobbiamo vaccinarci. So che è una frase fuori luogo, ma tanto uditorio spero che possa colpirvi nelle coscienze. Chi non ha problemi si vaccina, dobbiamo andare avanti, dobbiamo tornare a scuola, dobbiamo tornare in presenza. Non abbiamo altra scelta ora, è un piccolo sacrificio, ma è un gesto d'altruismo, come quello che hanno fatto coloro che sono lanciati dalle fiamme per salvare la nostra città. Anche un vaccino può salvare non solo noi stessi, ma anche gli altri. È sempre, non per dimostrarvi che io sono attento alle parole del Vescovo, del prete assessino, ma quando il Vescovo ha detto che la speranza poi deve avere braccia, queste braccia adesso le dobbiamo mettere, se no ogni anno commemoriamo e poi non cambia niente però. Le campagne sono sporche, le campagne, noi siamo fruitori nel diritto romano, quasi come combattati, abbiamo le storie belle come ce l'hanno data, quindi siamo dei passati. Ma non possiamo permettere che ormai le campagne siano abbandonate, siano tipo foreste vergini dove chiunque o accidentalmente o volontariamente, e la maggior parte delle volte è volontariamente, può distruggere quello che si fa in 30 anni. Se qua c'è la storia urbanistica, noi dobbiamo cominciare a pensare che va pianificato anche l'aria, perché dobbiamo sapere cosa vogliamo fare nelle campagne, non possiamo solo mettere i vincoli, dire che una cosa non si fa, così il valore cade e nessuno ha più interesse di spenderci nulla. Non abbiamo più operai nell'ente foresta, non c'è nessuno che fa legno, che fa pulizia, ruspisti, contatori, cioè non ci servono solo avvocati nella vita. Abbiamo tanti disoccupati giovani, perché non li impieghiamo? Ma non è che questo si fa perché altrimenti incendiano le nostre campagne, si fa perché c'è bisogno, ma per la prevenzione. L'Imbara va tenuto meglio, se prima c'erano 100 operai, adesso ce n'è 30, non bastano manco per fare le merende. Il bilancio delle foreste, caro Giovanni, mio compagno di scuola, è sempre uguale, ma i dipendenti non ci sono più, alcuni sono invecchiati, alcuni sono in pensione. Chi la fa la rete? Chi la fa la bonifica? Le fasce tagliafuoco vanno fatte prima degli incendi, non dopo, e tantomeno nelle commemorazioni. Però bisogna che tutti noi che abbiamo responsabilità, dal prefetto all'assessore, al vescovo, decidiamo di fare un passo avanti. Non è possibile, le campagne vanno rese attraenti eccellenza, vuol dire che dobbiamo violentare, vuol dire che chi vuol fare agricoltura, chi vuol fare allevamento, chi vuol fare l'agricoltore, chi vuol fare il frutteto, deve essere incentivato. Adesso sono tutte attività passive, tutti se ne fanno, abbiamo un nuovo urbanismo dove tutti vogliono tornare in città per avere un posto di vita.
Quindi la mia è una proposta, una promessa, però chiedo aiuto a tutti e anche ai sindaci, cioè il presidente dell'ANCI, il presidente dell'UNEFUI. Dobbiamo fare qualcosa insieme per fare un passo avanti, non 10, uno, in modo che un altro anno diciamo, siamo andati per esempio nelle scuole a fare lezioni di ambiente, di come si tutela l'ambiente, dell'altruismo rispetto alle reti. Abbiamo fatto un passo avanti e questo lo possiamo fare gratis. Lo può fare l'ente foreste, i vigili del fuoco, i carabinieri, il corpo forestale. Sempre prima il vaccino. L'importante è che torniamo tutti a vivere serenamente, ma spezziamo questa lancia a favore del mondo campestre, del mondo agricolo, che non può essere lasciato alla mercé dei piromani, di qualcuno che sbadatamente sbaglia e fa partire un fuoco, perché altrimenti non riusciamo. Quindi questo è il mio auspicio, questo è il mio impegno, insieme all'assessore Salmi e a tutti voi voglio prendere, in modo che questa, come ho detto prima, sia veramente una giornata che ricordi il valore di chi ha perso la vita, ma chi è rimasto qua, anche ferito, deve avere l'insegnamento da loro per fare qualcosa di utile, in modo che qualcosa cambi nell'interesse di tutti. Grazie, scusate se mi sono allungato. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Preghiamo.
Buonasera, un saluto di benvenuto a tutte le autorità civili, militari e religiose e a tutti i presenti. Con l'alzabandiera ha inizio la cerimonia della commemorazione del 38esimo anniversario del tragico evento di Curraggia. Schieramento attenti! Onori alla bandiera italiana! Alza bandiera! Schieramento, riso!
Ora procederemo alla deposizione della corona in commemorazione dei caduti di Curraggia e di tutte le vittime degli incendi. Schieramento attenti! Schieramento Rizzo! Adesso verranno ricordati i nomi dei caduti di Curraggia. Schieramento attenti! Ad ogni nome risponderemo presente. Falchi Diego. Presente. Pala Salvatore. Presente. Manconi Tonino. Presente. Migali Claudio. Presente. Para Tonuccio. Presente. Maisto Luigi. Presente. Ghisu Mario. Presente. Visicale Sebastiano. Presente. Manconi Silvestro. Presente. Un pensiero va anche a Mario Bisson, recentemente scomparso e vittima anche lui di menomate ferite riportate nel rogo di Curraggia. Presente. Onori ai caduti della strage di Curraggia e a tutte le vittime degli incendi.
Schieramento riso! Salutiamo tutti i presenti. Questa cerimonia è terminata. Schieramento attiti! Rompete le righe! March!